Elena, cosa devo fare? Devi pompare. Qui, così? Sì, esce l'aroma e tu lo indovini. Rosa? No. Proviamo qui, Vai. stazione 10. Vado? Vai. Questo è garofano. No. Ste donne. Allora dai Stefano, proviamo l'ultimo. 14ª stazione, quasi una via Crucis. Vado? Vai. Edera. No. Ma come faccio a sapere se faccio giusto? Vieni con me. C'è la soluzione. Ciao. Qui, in questi cofaretti olfattivi, ci sono le soluzioni. Ah, quindi quando si scende si scopre quello che si hanno usato dall'altra parte. Esattamente. Quindi io che cos'è che ho usato? Hai annusato il bergamotto, hai annusato il vetiver. Volevo dirlo. Volevi dirlo? Perché non l'hai detto? Perché ho il raffreddore. Ok, allora ti daremo un'altra chance. Ma in media quanto si indovina di queste 14 essenze? La media è bassa, guarda, Cioè? parliamo di 3-4 essenze. Ah, quindi sono nella media? Assolutamente, assolutamente. Perché l'avete voluta, Elena? L'abbiamo voluta perché abbiamo avuto voglia di dare al visitatore un'esperienza più totalizzante rispetto alla degustazione classica che si vive nelle cantine. Quindi abbiamo creato questa esperienza a semibuio dove il senso dell'olfatto, che è il senso nostro primordiale, il senso che ci concede una memoria molto molto profonda, desse la possibilità di portare a casa più cose possibili del nostro territorio, dei nostri vini, del nostro mondo meraviglioso che è il mondo del vino, e quindi qualcosa che arrivasse più al cuore, alla mente e concedesse delle emozioni più forti. Ciao ragazzi, benvenuti a Bardolino all'interno della cantina Zeni, dove si trova la galleria olfattiva unica al mondo che avete appena visto. E questa è una delle tappe che la famiglia Zeni ha voluto allestire per far avvicinare al consumatore a una conoscenza più approfondita del mondo del vino, partendo anche dalla percezione sensoriale olfattiva. Ma in questa cantina non è l'unico aspetto su cui si punta ed è il motivo per cui sono qui. D'accordo alla percezione sensoriale, però per esempio nella parte superiore è allestito anche un museo che è storico, conosciutissimo, un museo dedicato alla storia del vino e del vino bardolino in particolare. E questo perché? Perché qui si dà una grande importanza al valore delle radici. Le radici sono quelle che ti portano a migliorarti sempre. Bisogna sempre ricordarsi del passato, perché a volte ci si perde nel mondo frenetico di oggi. È facile perdersi, è facile dimenticarsi di cosa siamo stati, e se noi ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni risulta più difficile l'impresa e ci permette di non dimenticare mai il nostro punto di partenza. Abbiamo dei torchi, i 4 torchi rappresentano la storia dei torchio, usato per la spremitura delle vinacce dal 1400 al 1800, dunque vediamo proprio da un torchio rurale ma costruito con una tecnica meravigliosa al torchio più moderno di fine 1800, dunque questa è una storia, proprio un excursus che ti permette di capire come venivano costruiti. Chi è che ti ha trasmesso questo principio? Ma io posso dire che mio papà, il nonno non l'ho mai conosciuto, ma mio papà è stato una persona molto importante nella mia vita, nella nostra famiglia, e siamo nati qui, siamo nati nel mondo del vino, e proprio quando lui purtroppo è mancato nel 2006 ci siamo presi subito, seppur molto giovani, abbiamo preso questo testimone senza problemi, senza dubbi, grazie alla sua passione che ha trasmesso a tutti e 3 i figli. Lo senti ancora passeggiare qui dentro? Lo sentiamo tutti i giorni, sento anche le sue critiche che avrebbe mosso sicuramente in questi investimenti continui e costanti. Sento anche gli applausi che forse ci avrebbe fatto per insomma tutta l'innovazione che abbiamo portato avanti nella cantina.
e lo sento ovviamente presente nel cuore perché è il mio spirito che mi guida in tutte le mie presentazioni dell'azienda e dei vini. Dunque, la galleria olfattiva al buio, come a obbligarti a cercare un'intimità con l'essenza che vai a sentire per avvicinarti in quel modo al mondo del vino. E poi la storia che è radicata in questi strumenti antichi al museo, la passione delle radici. Poi c'è la cantina, ovviamente, il luogo di produzione con la vendemmia a settembre-ottobre, secondo i riti canonici. E poi c'è la parte commerciale e anche lì la faccenda si fa divertente, perché conoscere il vino anche sotto quell'aspetto implica evoluzione, implica capacità di stupire e di saper proporre delle soluzioni intelligenti e divertenti, come quelle che si vedono qui, dove si può, per esempio, prendere uno scontrino, far leggere il codice a barre a una macchina dosatrice e automaticamente avere l'assaggio. Ed è una cosa veramente bella, simpatica. E non è l'unica. Il visitatore può decidere di permanere qua in punto vendita degustando un calice di Amarone o di Bardolino superiore, oppure può scegliere anche di degustare in bottaia in un ambiente meraviglioso, molto elegante, con ovviamente una permanenza maggiore e dedicarsi dunque a conoscere tutti gli aspetti del vino, del mondo del vino. Perché questi step? Questi step perché il mondo del vino non ha limiti. Al vino ci si può approcciare in tantissime maniere, ci si può approcciare dal punto di vista del naso e per questo abbiamo anche un servizio, ci si può approcciare in modo semplice con una degustazione snella, magari per chi conosce più le etichette veronesi, e ci si può anche approcciare per ore e ore e lasciarsi perdere nel mondo del vino e nel suo sapore pieno, caldo e avvolgente. Secondo te, Federica, il Bardolino ha riacquistato una sorta di nobiltà che forse è stata un po' perduta? Il Bardolino diciamo che ha avuto sì degli anni più difficili, ma per conto mio negli ultimi anni sta ottenendo dei grandissimi successi e sta creando delle basi per una nuova anche ondata di modernità, ondata insomma di tradizione. Dunque sì, penso proprio che grazie al gusto anche che sta tornando ad apprezzare vini leggeri, piacevoli, ad accompagnare di più i pasti, il Bardolino possa davvero trovare una nuova via. Federica, devo dire che è stato un viaggio sorprendente, emozionante e molto coinvolgente. Senti. Senti la ciliegia? Certo, la ciliegia, come no? La ciliegia sotto spirito? E come non sentirla? Senti. Senti delle note vanigliate? Anche. Magari qualcosa del legno? Vaniglia, legno, certo. Buonissimo. Senti speziatura? Assolutamente. Sì? Riconosco Spezie? Pepe? il Potresti pepe, riconoscere il pepe? il tabacco, tutto sento. Tutto. Mm. C'è solo una cosa che non ce n'è quasi nessuna di quelle che tu hai detto. Forse una, la spezia, ma il resto in realtà non rappresenta questo vino. Come facciamo, Stefano? È molto Che interessante dici? questa cosa. Forse è ora che torni di nuovo, no? Fissiamo un altro appuntamento, cosa dici? Ho sbagliato apposta, vero? Per tornare? Grazie, Facciamo Federica. amici. Venite a visitare la galleria olfattiva, oltre a tutto il resto ovviamente, vale la pena. Così imparerete a Ti riconoscere aspettiamo. bene il vino. Ci vuole qualche tempo, dai. Cin cin ragazzi. Cin cin.